La Regione Veneto dirà addio a 38 società partecipate su 71. Questa è la decisione assunta dalla Giunta regionale, che ha deciso di tranciare qualche ramo delle società partecipate dell'ente regione, con una delibera in cui si mette nero su bianco quali sono quelle da mantenere e quali da tagliare. Il tutto dopo ben 6 mesi di indagine da parte di Palazzo Balbi, per fare chiarezza su quali fossero e cosa facessero effettivamente queste società. La Regione in realtà è proprietaria di 10 società con quote variabili, le quali però a loro volta hanno 71 partecipazioni in altre società. Ed è proprio qui che si abbatte la scure regionale, che in sostanza lascerà la possibilità di avere quote in altre società solamente a CAV, Veneto Nanotech e Veneto Strade, portando il totale delle partecipate a 33. Che la Regione abbia impiegato così tanto tempo per dipanare la nebbia sulle partecipate fa riflettere, anche perché di queste società si conosce ben poco o nulla, tanto che la stessa Regione è tenuta a garantire la trasparenza con la pubblicazione di amministratori e compensi solamente per le società e gli enti regionali, non per tutte le partecipate, ed è in questo sottobosco che spesso si annidano gli sprechi.